Buongiorno, oggi ci troviamo al paese di Domegge di Cadore. È scesa un po' di neve in questi giorni, quindi ha rifatto un po' di bianco qua attorno. Speriamo non ci dia fastidio. Oggi saliremo all'eremo, è arrivata una macchina e saliremo appunto all'eremo. Vedremo la chiesa di San Giorgio, l'eremo dei Romiti. Alla chiesa di San Giorgio, dove dicono che il fondatore dell'eremo sia sotto la chiesa, sia sepolto sotto la chiesa, andiamo a vedere, e poi scendiamo giù verso Malgama Lauce. Oggi non siamo soli, c'è anche un po' di compagnia. Loro di solito vengono in estate perché d'inverno vanno in letargo e adesso stanno uscendo dal letargo con la primavera. Qui abbiamo Stefan, laggiù c'è Ale, Isabella, e mentre Gabriel è andato a cambiare l'acqua, lo vedete laggiù, è andato a cambiare l'acqua alle olive, eccolo lì. Ma tanto non perdiamo niente, anche se non salutiamo lui non perdiamo niente. Bene, ci vediamo dopo, ciao ciao! Ci troviamo a località Navarre, per la precisione. Il nostro sentiero sarà il 347 e qui appunto Casera Malauce, eremo dei Romiti. Ecco, in prossimità di questo bivio, noi adesso andiamo a destra, verso la via Crucis, e seguiamo il 347. La nostra discesa poi arriverà qua sulla forestale e chiudiamo l'anello. Bene, la pausa caffè fatta. Vi consiglio questo posto perché qua vive un frate barra personaggio molto che merita, non vi aggiungo altro, infatti sabato prossimo torneremo qui.
ci fermiamo a pranzo. Con un ospite speciale. Sì, con un ospite speciale, a nonna dalla Sardegna. E niente, adesso proseguiamo in teoria giù di là per tutta la forestale. Vediamo, ci vediamo dopo. Oggi giornata top! Ecco, questo è un mezzo che mi manca da provare. Bellino anche col carrellino, con gli sci anche lui. Questa è Caserra Malauce. Quattro cavalli. Bella. Ciao! Appunto qua è dove siamo saliti stamattina, siamo andati verso il bosco e adesso qua praticamente ritorniamo alla macchina. Bene, eccoci alla fine, siamo ritornati al parcheggio del mattino, vediamo le impressioni a caldo. Aurora, come ti è piaciuto o no? Sì, mi è piaciuto perché era corto. Bene. E poi ci ritorniamo anche la prossima volta e si mangia. Beh, oh, perfetto. Manu? Bello, bel giro, piccolino, tranquillo, una passeggiatina, però carino, panoramico. E la parte, sì, il sentiero, la forestale non tanto, però comunque carina. E bel posto anche su, personaggio il gestore, è consigliato, bello. Bene, praticamente sarà l'ultima volta che faccio partire Manu perché mi frega sempre tutto il discorso e quindi niente, la prossima volta partirò io per primo, non ho altro da aggiungere. Giornata spettacolare anche se avevano detto nuvoloso, invece bello, bello. Sono arrivati anche i nostri amici dal letargo, divertiti, contenti e alla prossima. Ci voleva oltre 7 km. E devono ricordarsi di Non venire mai più. Iscriversi. al canale, bravi.